abbiamo lottato per una vita per arrivare a questo, e però ne valeva veramente la pena. Le cose arrivano al momento giusto, a volte si aspettano decenni. Non dobbiamo avere premura, dobbiamo lavorare ogni giorno e ogni momento come se fosse l'ultimo. Dobbiamo avere la pazienza nel cuore per cambiare profondamente prima noi stessi, dopo si cambia la città. Se pensiamo al contrario non ci arriviamo. Guardate, questa è veramente una pagina di storia per l'intera collettività nazionale. Noi avremo un altro linguaggio, non avremo da sconfiggere nessuno se non quello che abbiamo dentro di noi. Il nemico più grande è dentro di noi, è l'ignavia, è il nostro ego. Dopodiché le montagne si spostano, questo è chiaro, e questo è un cambio netto nei confronti della politica malata. Noi facciamo un cambiamento spirituale e culturale. All'inizio non capivano quello che dicevamo, non capivano perché pensavano sempre ad accordi di potere, con chi stai, con chi non stai. Noi stiamo con la gente e facciamo un percorso di cambiamento interiore pazzesco. Qui ora ognuno di noi, guardate, da domani che ci dicono ma sarà difficile, lo sappiamo quanto è complicato, perché la mala politica ci ha massacrato e ci ha creato ora una voragine, c'è un buco di veramente debiti. Non abbiamo paura, guardate, nella storia dell'umanità, delle famiglie o delle città o delle nazioni ci sono stati momenti in cui l'economia è arrivata veramente sotto zero, però la gente non si è mai scoraggiata. Una famiglia anche con pochi soldi ha continuato ad andare avanti. Guardate, ho avuto i migliori esempi da contadini che erano senza soldi e hanno avuto una dignità enorme. Dalla dignità, dalla volontà usciremo dai guai economici, ma dobbiamo uscire con una strada che è completamente diversa. Questa è una strada veramente di democrazia, di liberazione, di partecipazione, di lasciare veramente quella brutta abitudine di delegare. Guardate, c'è uno sforzo, per 40 anni ho lottato ogni giorno, non una occasione ho lottato. Sono stato ora all'RTP alla Gazzetta, sono impressionati da come è salita quella fiumana di persone, soprattutto giovani, che accompagnavano il sindaco sopra a questa di quel signore, perché non lo voglio chiamare. Che mi sembra uno scherzo. Il primo che mi chiama sindaco perde l'amicizia, no? A scuola ragazzi, chi mi chiama professore non mi giro neanche se per qualunque motivo al mondo, li piego e mi chiamano Renato. Perciò qua restiamo con queste buone abitudini, dobbiamo rimanere persone al servizio, il cittadino che diventa sindaco è al servizio della collettività, punto. E cittadini che devono essere serviti, ma hanno anche un dovere straordinario, quello di partecipare alla vita collettiva, di dare idee meravigliose a costo zero. Qua io ho incontrato gente in questi anni camminando per le strade di questa città, lottando dalla mattina alla sera, intanto ho avuto solo gioia, il ritorno è gioia. Loro non lo possono capire di che cosa ci nutriamo di uno sguardo, ci nutriamo della bellezza, ci nutriamo del nostro voler cambiare le cose senza avere ricambi di soldi. Hanno comprato con denaro le persone, noi qua abbiamo messo la nostra anima in mezzo, è un cambio totale, diverso. Abbiamo detto che non faremo favori a nessuno, solo diritti. Sembra strano, andiamo nei posti
dove veramente c'è il bisogno, dove c'è la gente purtroppo che veramente non ha quasi nulla, ed era facile potergli dire non ti preoccupare, poi qualcosa la farò, e andava invece a dirgli guarda, se pensi che devo farti un favore vota, non votare me. Io vi chiedo, sì, te lo dicevo subito, non ti farò un favore, non farò un favore a nessuno, anzi proprio avevo detto che in quella stanza lì che c'è la stanza del sindaco, non so chi chiacchiera questo sindaco, ho detto che metteremo un trampolino, chi chiede un favore io gli indico il trampolino che si può buttare là sotto, almeno recupera l'attività e a costo di perdere i voti. Abbiamo fatto tutto in un'altra forma, guardate, la scuola è da 28 anni che insegno nella stessa scuola, non ho messo un volantino sul tavolo, non l'ho chiesto a nessuno, abbiamo cambiato ogni cosa, è uno stile diverso, siamo andati per un'altra strada, l'abbiamo fatto senza quasi soldi, la gente ci ha dato 5-10 euro, ognuno dava quello che poteva, qualcuno ci ha dato 50-100 euro e quando qualcuno si è presentato con un assegno di oltre 20.000 euro o giù di lì, l'abbiamo fatto uscire immediatamente, abbiamo detto no, perché facevano puzza questo è chiaro, questo è chiaro. Dobbiamo proprio, è un altro stile, abituiamoci tutti, guardate, la non violenza che ci hanno preso in giro per tantissimi decenni, ecco, ogni volta che parlavo della non violenza, che bisogna lottare contro l'errore e non l'errante, che non bisogna avercela con le persone, che il peggior nemico apparente può diventare il tuo miglior maestro, come si dice in Oriente. Guardate, tanta gente in altri posti ha cambiato la propria esistenza, addirittura proprio i nostri simboli di spiritualità massima, come San Francesco, Milarepa in Oriente, in Tibet, erano persone addirittura malvagie, assassini, e sono diventati riferimenti spirituali per tutto il mondo. Ora qua ognuno di noi deve fare un percorso individuale per crescere e per non mollare mai più. Dobbiamo cercare di non offendere mai gli avversari politici, possiamo avere idee diverse ma mai offendere, dobbiamo avere uno stile diverso, è uno stile diverso, guardate, è veramente un cambio, non è che c'è, guardate, non c'era la casta Buzzanca, la casta genovese e poi c'era quella di Accorinti, se no non abbiamo cambiato niente, questa è una cosa completamente diversa, guardate la presenza di tutti voi che è straordinaria, se veramente, guardate, non è possibile venire qua a fare una semplice festa, e lo so che siete qua col cuore, con l'anima e con la coscienza e con una direzione politica precisa. Noi veramente siamo concreti come sognatori, come dico da sempre, siamo concreti come sognatori, il sogno si è avverato, ora può andare avanti, solo, ecco, se ci lasciate lì agli 8 assessori e al sindaco abbiamo già perso, ve lo dico, abbiamo già perso, se invece partecipate cambia tutto.